In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, un episodio controverso assegnato alla mattinata a Napoli, la consigliera regionale Maria Muscarà e Salvatore Ronghi, presidente del Movimento Sud Protagonista ed ex consigliere regionale, denunciano un grave atto di ostruzionismo da parte delle istituzioni campane. Secondo quanto riportato dai protagonisti, all'arrivo presso l'Istituto per non vedenti e ipovedenti Paolo Colosimo, i due sono stati fermati e identificati dalla Polizia di Stato, presumibilmente su richiesta delle autorità regionali. Una misura che, nelle parole di Muscarà e Ronghi, rappresenta un tentativo del sistema De Luca di impedire un confronto diretto con le persone con disabilità che frequentano la struttura e di sottrarsi a un controllo sulle modalità di gestione dell'istituto. Regionale Muscarà e l'ex consigliere Salvatore Ronghi in questo momento siamo stati identificati dalla polizia, chiamati dal sistema De Luca, cioè la giunta regionale ha messo in moto un meccanismo per evitare totalmente la trasparenza su che cosa? Sull'istituto non vedente del Colosimo. Oggi, nella giornata internazionale della disabilità, volevamo verificare se erano stati rispettati determinati accordi in relazione a portare via rifiuti pericolosi che noi individuammo un mese fa, che stavano a fianco alle camerate dove dormivano i non vedenti. Ebbene, non ci volevano fare entrare. Non possono vietare a una consigliere regionale, a un ex consigliere regionale di entrare. Abbiamo sì forzato la mano, e tant'è che il buon assessore, comandato da De Luca, ha pensato di chiamare la polizia. Ci autodenunciamo ancora di più dopo l'identificazione. Noi per i più deboli, noi per quelli che stanno leggermente indietro di noi, saremo sempre in prima linea. La nostra battaglia non troverà nessuno che ci fermerà. Caro De Luca, la tua trasparenza ormai è nota, ma se te la prendi anche con questi poveri, nella giornata di oggi, che è la giornata dove tu stai premiando qualche associazione, mentre noi stiamo con i non vedenti, dove li vuoi buttare fuori dal Colosimo per fare del Colosimo di un'altra struttura. Non te lo consentiremo. Ma chi potrebbe mai immaginare che un consigliere regionale invitato all'interno dell'istituto, dagli ospiti dell'istituto, per verificare se le denunce che abbiamo fatto grazie a Ronghi il mese scorso, se c'è stato seguito, se sono stati finalmente rimossi tutti quei rifiuti, se le condizioni di vivibilità di questo luogo siano quelle adeguate, eppure questa cosa non si può fare, non si può controllare. Ma l'azione del consigliere qual è? È quella di dire sempre sì? Nascondersi dietro un bottone pigiato per votare all'occasione così come De Luca vuole? O il consigliere deve fare gli interessi della cittadinanza? Questa è anche della cittadinanza quella più debole, quella che non si può appellare, quello che se le strutture sono cadenti e se alcune aule sono diventate discariche, non sono neanche in grado di poterlo registrare e denunciare. Far arrivare la polizia qui per fermarci è stata veramente una cosa risibile. Io consiglierei chi impone questo tipo di comportamenti di vivere un poco di più la città e di verificare realmente quali sono le cose per le quali chiamare la polizia e sulle cose sulle quali applicarsi. Questa struttura che vedete è una struttura dei non vedenti, deve essere dedicata a loro, si sono spesi tanti soldi, esiste una struttura della regione Campania che si chiama Sauie, che esiste solo per questo. Ebbene, noi non ci fermeremo, l'esposto in procura alla Corte dei Conti già è stato fatto, vedremo quale sarà di qui a poco il risultato. L'episodio di oggi apre quindi un dibattito più ampio sulle politiche sociali e sulla trasparenza nella gestione di strutture dedicate alle persone con disabilità. Sono Nunzio, utente non vedente dell'Istituto Paolo Colosimo. Voglio ringraziare la consigliere Muscarà e il dottor Ronghi per l'intervento che hanno fatto recentemente, che hanno fatto rimuovere tutti i rifiuti che erano decenni che stavano all'interno dell'istituto. Grazie a loro, con il loro intervento, questo è stato risolto. Aspettiamo ancora dalla Regione Campania una richiesta di superletteri fatta da 2 anni fa, già circa 2 anni fa, a tutt'oggi questo non è avvenuto. Appunto stamattina per muovere una sedia si è venuto un pezzo della sedia in mano.